Buona domenica da Sicilia 24, le principali notizie. Palermo, 21enne ucciso dopo aver sedato una rissa nella zona della Movida. L'assassino, pregiudicato 28enne dello Zen, ha confessato tempo prima aveva importunato la mia ragazza. Contestato il sindaco La Galla, l'escalation di violenza fa crescere la rabbia, i cittadini invocano più sicurezza. Palermo, parla a Sicilia 24 il deputato regionale Lavardera, sotto scorta dopo le sue denunce sulle infiltrazioni mafiose nei lidi di Mondello. Serve l'esercito. A Vittoria nel Ragusano e allarme sicurezza, il sindaco scrive al ministro Piantedosi per chiedere un piano straordinario. Cresce la preoccupazione su droga, violenza e dopo il rapimento lampo del 17enne. Scontri e guerriglie in autostrada tra tifosi e il Catania della Casertana alle porte di Salerno, lancio di fumogeni e pietre. A Catania per le giornate fai d'autunno, tappa al boschetto per la Praia per la visita alle stalle della Polizia di Stato, grande curiosità per la ferratura dei cavalli e per l'addestramento dell'unità cinofila. Biancavilla si conclude oggi l'Etna Wine Forum, 3 giorni dedicati allo studio del patrimonio vitivinicolo del versante sud-ovest dell'Etna. Calcio, il Catania vince con pieno merito a Giuliano e rilancia la sua candidatura per il vertice del campionato. L'attaccante Francesco Forte, l'importante è avere fiducia nel gruppo. Oggi in campo Trapani e Siracusa, Granata in trasferta contro la Cavese, mentre gli azzurri sfidano il Sorrento in casa. Bentrovati e ancora buona domenica, una domenica ancora una volta segnata da fatti di sangue. Palermo è sotto shock per l'omicidio avvenuto intorno alle 3 di notte, ucciso nella zona della Movida un giovane di 21 anni che gestiva un pub assieme ai suoi familiari. Poco prima era intervenuto per sedare una rissa. Il suo assassino, un pregiudicato di 28 anni dello Zen, ha confessato il delitto, avrebbe detto di aver agito per gelosia nei giorni scorsi, ha detto agli inquirenti, aveva importunato la mia ragazza, me lo sono visto davanti e ho perso la testa. Il sindaco La Galla, che ha proclamato il lutto cittadino, è arrivato sul posto, è stato contestato, ci sono scarsi controlli, dicono i cittadini, e stasera ci sarà a Palermo una fiaccolata. Ma sentiamo il servizio di Marco Gullà. Ancora sangue, ancora violenza, ancora una giovane vita spezzata. Stava tentando di fermare una rissa e gli avrebbero piantato una pallottola in testa. È successo nella notte all'Olivella, storico quartiere del centro storico di Palermo, a 50 metri dal Teatro Massimo. Il cuore della movida palermitana, la cosiddetta Champagneria. Ad essere ucciso Paolo Taormina, 21 anni. La violenza è esplosa tra i pochi tavolini del locale Scruscio, i cui titolari sono proprio i genitori del ragazzo rimasto ucciso. Paolo stava lavorando, scoppia una rissa, una decina di ragazzi inizia a picchiare un giovane, Taormina si avvicina e prova a fermare la violenza. Stiamo lavorando, dice ai ragazzi, lasciatelo stare. Sembrava che il giovane fosse riuscito a sedare la rissa, ma all'improvviso uno dei membri del branco, già individuato e fermato, avrebbe estratto la pistola, esplodendo un colpo a distanza ravvicinata, puntando alla fronte. L'omicida, residente nel quartiere Zen, si chiama Gaetano Maranzano, ha 28 anni e ha già confessato. Ha raccontato inoltre che Taormina tempo prima aveva importunato la sua compagna e che vedendoselo davanti ha perso il controllo e l'ha colpito. La madre ha tentato di soccorrere il figlio ma non c'è stato nulla da fare. La donna questa mattina disperata grida: la mia vita è finita. Sul posto amici e parenti, come si può morire così? Ripetono tra lacrime e disperazione. Sono sconvolto, guardi. Una cosa, notizie assurde, sacrifici per aprire e gli ammazzano il figlio a 19 anni. L'ennesimo drammatico episodio nella Movida di Palermo riporta alla mente decine di altri fatti tragici. Sono 2 anni di risse, di delitti e di vittime, mentre si aspettano ancora i rinforzi delle forze dell'ordine. Manlio Viola. Palermo violenta e che non vuole cambiare. L'ennesimo episodio drammatico della scorsa notte riporta alla mente le decine di altri fatti tragici dell'ultimo anno, forse 2. Fatti che vorremmo dimenticare ma non possiamo e non dobbiamo farlo. Mentre istituzioni, associazioni, parti sociali si affannano a urlare la sconfitta di tutti, quello che manca ancora è la reale attuazione della promessa di inviare più poliziotti, più carabinieri, più assistenti sociali, insomma più Stato. Una richiesta giunta forte da Palermo a Roma dopo la strage di Monreale che
costò la vita a 3 giovani in quella assurda sparatoria fra ragazzi morealesi e ragazzi dello Zen. Ma se quella è la tragedia più grande, non dobbiamo dimenticare la faida in discoteca che quasi 2 anni fa portò all'omicidio di Lino Celesia, assassinato dal fratello di un ragazzo col quale aveva fatto a botte settimane prima, sempre nei confronti all'interno della mala movida. Ma di risse più o meno fatali ne raccontiamo ogni settimana, da Sferracavallo a Monreale, dal centro storico di Palermo fino alla faida dei quartieri con il branco dello Sperone che preparava le armi per vendicarsi dei ragazzi di Brancaccio. Un elenco infinito che può continuare ma al quale bisogna mettere fine. Lo urlano gli albergatori, le associazioni dei commercianti, i sindacati, serve un patto sociale fra istituzioni e cittadini, ma tutto deve partire da maggiori controlli, dalla presenza massiccia delle forze dell'ordine, dalla certezza che nulla resti impunito, per poi affrontare a livello sociale i motivi di questa violenza fra i giovani, perché, dicono in coro associazioni e parti sociali, in gioco c'è l'umanità, ma anche il turismo, il lavoro, il commercio e tutti i mezzi di sostentamento di questa società palermitana. Dopo settimane di tensioni e minacce legate alle sue denunce sulle infiltrazioni mafiose a Mondello e sulla mancanza di sicurezza a Palermo, al deputato Lavardera è stata assegnata la scorta. Luca Ciliberti. La sensazione è quella di aver toccato un nervo scoperto degli affari di Palermo. Adesso Ismaele Lavardera, deputato regionale e leader del movimento controcorrente, è stato posto sotto scorta su decisione della prefettura del capoluogo, dopo una valutazione dei rischi legati alle sue recenti denunce sulle infiltrazioni mafiose attorno alla spiaggia di Mondello. Una situazione che mai avrei immaginato, ma purtroppo questo è complesso soprattutto per i miei cari, per i pensieri che sto dando loro, ma certamente non arretrerò di un millimetro nel rispetto del mandato che mi hanno attribuito i siciliani. Da settimane Lavardera porta avanti infatti una battaglia pubblica contro un sistema di interessi che sembra intrecciare affari, politica e criminalità organizzata nella gestione del litorale palermitano. Sicurezza personale e sicurezza a Palermo, temi che le istituzioni sembrano fare fatica a garantire. Palermo è una città che in questo momento sta affrontando diversi problemi, soprattutto anche sulla questione sicurezza, lo abbiamo detto più volte, dall'omicidio di Monreale fino agli spari di ieri sera. Io più volte l'ho detto, lo ribadisco qui, serve l'ausilio dell'esercito, è importante che lo Stato sia presente in un momento di sfiducia rispetto anche dei cittadini che si sentono insicuri ad affrontare la via della movida, la via della città. Serve una risposta forte dello Stato. Tra gli attestati di solidarietà bipartisan espressa al deputato, anche quella del presidente della regione Renato Schifani, che sottolinea il clima di intolleranza e di odio che si respira verso chi si espone e sta in prima linea. È un piano straordinario per la sicurezza a Vittoria, lo richiede il sindaco Aiello al ministro dell'Interno. La città ha bisogno di fatti e non più di parole, dice. Sentiamo Veronica Barbarino. Atti di violenza, un sequestro e il malaffare. Vittoria è una città sotto assedio dopo il rapimento di un 17enne e la criminalità che avvelena la filiera agricola. Tra traffici di droga e intimidazioni, il sindaco lancia l'allarme e chiede un incontro urgente al ministro dell'Interno. Si invoca un piano straordinario per fermare un'escalation che ormai appare fuori controllo. Non basta quello che è stato fatto, occorre una svolta strategica. Questa parte della Sicilia con riferimento a Vittoria ha bisogno di un progetto speciale, di un coordinamento speciale, di misure specifiche e speciali che riguardino l'intervento diretto di mezzi, di strumenti, ma anche intelligence, per capire meglio quello che sta accadendo in questo territorio che ha uno dei mercati più importanti d'Europa. Nel mentre è stato richiesto al prefetto, durante l'incontro con il Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico, anche l'implemento delle forze dell'ordine e l'intervento dell'esercito. Abbiamo 32 vigili urbani a fronte di una pianta organica che porterebbe a 120-130 la presenza di polizia locale. Non possiamo solo lamentarci, occorre fare qualcosa, occorre intervenire. Ora la palla è nelle mani del Viminale. La comunità resta in attesa che dalle parole si passi ai fatti. Nessuno ci ha chiesto scusa, lo dice il marito dell'insegnante morta dopo aver denunciato per prima lo scandalo dei ritardi nei referti istologici di cui si sono celebrati ieri i funerali. Una beffa se si pensa alla solerzia con cui la stessa sanità trapanese nel 2020 consegnò in appena 24 ore gli esami all'allora latitante Matteo Messina Denaro, anche lui malato di tumore. Lo stesso una settimana dopo venne operato a Mazara. Laura Spanò.
Assenze pesanti ai funerali di Maria Cristina Gallo. Tra le migliaia di persone presenti sabato in cattedrale nessun rappresentante dell'ASP di Trapani, nessun politico dell'assessorato o del Ministero della Salute. Maria Cristina, che assieme alla sua famiglia ha pagato un prezzo altissimo, è la donna che ha denunciato di aver atteso 8 mesi la consegna di un referto medico per un cancro diagnosticato troppo tardi. Per quel ritardo, dice ora il marito Giorgio Tranchida, nessuno ha chiesto scusa né dall'azienda sanitaria né dalla politica. Scuse che neppure sabato qualcuno ha voluto portare con la presenza alla famiglia straziata. La malattia era complessa, ma il ritardo con questa scoperta ci ha tagliato le gambe. Il cancro aveva mesi di vantaggio. A lungo, dice Giorgio Tranchida, abbiamo chiesto l'esito della biopsia, ci eravamo convinti che era tutto negativo e che non rispondevano perché non c'era nulla di grave. Tutto questo è andato avanti per mesi. Dopo la denuncia della donna è stata aperta un'inchiesta alla Procura di Trapani per omicidio colposo, lesioni colpose e omissione di atti di ufficio a carico di 19 tra medici, infermieri e tecnici di laboratori dell'ASP di Trapani. Le indagini degli ispettori del Ministero della Salute della Regione fecero scoprire che tra il 2024 e il 2025 sono stati 3.300 i referti consegnati in ritardo. Dietro questa triste vicenda la beffa. Da un lato centinaia di pazienti anche gravi ad attendere un esame, dall'altro la stessa sanità trapanese che nel 2020 si era dimostrata insolitamente rapida ed efficiente con il paziente Andrea Bonafede, che ebbe il referto istologico in 24 ore. Quel paziente ammalato anche lui di tumore era in realtà Matteo Messina Denaro. Una settimana dopo il boss venne operato di tumore a Mazara. E adesso a Favara, nell'Agrigentino, dove non si ferma la ricerca di Marianna Bello. Adesso in campo sono scesi anche i cacciatori che conoscono bene i luoghi, oltre ai vigili del fuoco e la protezione civile. Ma della giovane mamma ancora nessuna traccia. Domani intanto torneranno in azione i cani molecolari dei carabinieri. Davide Sardo. Si intensifica la ricerca di Marianna Bello, la giovane mamma scomparsa nel fiume di fango e acqua che ha travolto Favara il 1° ottobre. Una ventina di cacciatori del circolo Il Nibbio di Favara, con i loro cani, si sono addentrati nel vallone, battendo il tratto del torrente che scende dal depuratore verso sud. Operano lontano dall'area finora controllata da Vigili del Fuoco e Protezione Civile, esplorando l'acqua e gli argini alla ricerca di tracce. Intanto i Vigili del Fuoco continuano le verifiche, hanno ispezionato cumuli di fango e pietre lungo il canalone sotto via Salinari, setacciando pozzetti e rimescolando i grossi massi del vallone. Il contributo dei cacciatori ha aperto un nuovo fronte di ricerca. Con l'esperienza delle zone impervie hanno battuto il corso d'acqua dal depuratore verso valle, entrando in acqua e controllando gli argini, nella speranza di trovare indizi finora sfuggiti agli altri mezzi. Nonostante l'impegno di tutti, soccorritori, volontari e forze coordinate dal prefetto, nessun risultato per ora. Le ricerche proseguono senza sosta, con il ritorno da domani in azione dei cani molecolari dei carabinieri. Guerriglia in autostrada alle porte di Salerno, Ultra della Casertana, assaltano i tifosi rossazzurri di rientro da Giugliano, fitto lancio di pietre e fumogeni sotto lo sguardo attonito degli automobilisti. Tonino De Mana. Fitto lancio di pietre, fumogeni e autostrada del Mediterraneo bloccata alle porte di Salerno per un pomeriggio ad alta tensione e follia causato dagli scontri tra tifosi del Catania e della Casertana. Oltre 100 ultra si sono affrontati all'altezza dello svincolo di San Mango Piemonte, invadendo le corsie autostradali, dando vita ad autentici duelli rusticani sotto lo sguardo attonito degli automobilisti. I supporters rossazzurri erano di rientro dalla trasferta di Giugliano, mentre quelli campani da Picerno. Ad innescare gli scontri sarebbero stati i tifosi della Casertana, che avrebbero iniziato a lanciare fumogeni all'indirizzo dei sostenitori catanesi. Gli ultraetnei avrebbero risposto con la stessa moneta, venendo a contatto e causando la paralisi del tratto autostradale. Sul posto sono arrivate diverse pattuglie della polizia stradale. Ai momenti di tensione si erano registrati anche in mattinata sul traghetto che da Messina viaggiava verso Villa San Giovanni. A scontrarsi in quel caso sarebbero stati un gruppetto di tifosi rossazzurri. Nella colluttazione alcuni tifosi sarebbero rimasti contusi. A Catania giravano su un'auto rubata con dentro altra refurtiva. 2 ventenni sono stati arrestati dalla polizia dopo un lungo inseguimento. Orazio Longo.
Un lungo inseguimento per le vie del centro, poi il bloccaggio e l'arresto. Gli agenti della Polizia di Stato hanno sorpreso un 25enne di Sassuolo e un 28enne di Foggia, residenti entrambi a Siracusa, a bordo di un'auto rubata a Catania, in viale Raffaello Sanzio. Quando si sono accorti della macchina della polizia, i due malviventi hanno accelerato bruscamente nel tentativo di darsi alla fuga. I poliziotti durante l'inseguimento hanno intimato più volte l'alt, ma i due hanno continuato a sfrecciare a tutta velocità, mettendo in pericolo pedoni e altri automobilisti, passando col rosso ai semafori di via Vincenzo Giuffrida e dirigendosi verso la circonvallazione. Intervenuti anche gli equipaggi dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, è stata effettuata una manovra di restringimento della carreggiata, di modo da obbligare i due ladri d'auto a fermarsi. Il 25enne ha tentato la fuga a piedi, colpendo con calci e pugni gli agenti che lo hanno catturato. Il 28enne invece è stato subito fermato dai poliziotti. Sottoposti a perquisizione sono stati trovati 2 coltelli dalla lama di 7 centimetri, una borsa e all'interno dell'auto è stato rinvenuto il registratore di cassa con ancora i contanti, riconducibile a un furto subito pochi giorni prima dal proprietario di un distributore di benzina della circonvallazione. Acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire l'esatto momento in cui il 25enne è entrato in azione nella pompa di benzina. I due sono stati denunciati per ricettazione. Il giudice, dopo aver convalidato gli arresti, ha disposto la custodia cautelare in carcere. A Catania sarà sospesa l'erogazione dell'acqua domani in giornata in buona parte della città e nei comuni di Tremestieri, Etneo e Gravina per lavori di manutenzione straordinaria. L'erogazione sarà progressivamente riattivata in tarda serata e tornerà alla normalità la sera di martedì e la mattina di mercoledì. Si terranno domani alle 10 nella chiesa di Santa Maria degli Ammalati San Gregorio i funerali dell'imprenditore Ennio Virlinzi, nato ad Enna 91 anni fa, è stato uno dei principali protagonisti della vita pubblica e imprenditoriale di Catania. E adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Natura e memoria a Catania per le giornate FAI d'autunno, tappa al Boschetto della Playa per la visita alle stalle della Polizia di Stato, grande curiosità per la ferratura dei cavalli e per l'addestramento dell'unità cinofila. Tonino De Mana. La ferratura dei cavalli è un momento molto particolare cui assistono in questo momento, in questa giornata del FAI d'autunno, i nostri visitatori. C'è arte ed arte, c'è quella nei palazzi storici ma c'è anche l'arte della ferratura dei cavalli con l'applicazione di un ferro sotto lo zoccolo dell'animale per proteggerlo e prevenire l'usura. Le giornate FAI d'autunno, il grande evento nazionale che apre eccezionalmente luoghi a volte inesplorati, sono l'occasione a Catania per visitare le squadre a cavallo e cinofile della Polizia di Stato. Appuntamento per la gioia di grandi e piccoli al Boschetto della Playa, dove la natura si fa custode di memoria. Attrazioni speciali che hanno un nome: Frisian, Dolomit, Ombra e l'ultimo arrivato Enzo Paolo, il più apprezzato dai bambini. Grande curiosità anche per l'addestramento dei cani antidroga ed antiesplosivo. Studenti apprendisti di Ciceroni con percorsi tematici all'interno di uno scrigno rigenerato dal Comune di Catania. Questa è un'occasione di promozione per il Boschetto, che è amatissimo dai nostri concittadini, però per tanti poco conosciuto. Ecco, le giornate FAI sono l'occasione per farlo conoscere meglio. Presi d'assalto anche il Giardino Bellini con il fiore all'occhiello del criptoportico e la sede dell'INGV di Catania, gioielli tirati a lucido e messi in vetrina grazie al Fondo Ambiente Italiano. A Biancavilla adesso, dove si conclude oggi l'Etna Wine Forum, 3 giorni dedicati allo studio del patrimonio vitivinicolo del versante sud-ovest dell'Etna, ma anche alle degustazioni con la cucina di chef stellati. Eva Spampinato. Degustazioni, masterclass, show cooking, talk e banchi d'assaggio. Biancavilla torna protagonista di un festival dedicato al patrimonio vitivinicolo del versante sud-ovest dell'Etna, che si conclude questa sera con un ospite d'eccezione, il giornalista americano Robert Camuto, firma autorevole di Wine Spectator, che presenterà il suo libro. Questa è l'edizione della maturità di Etna Wine Forum, questa quarta, perché mette insieme l'eccellenza del mondo vitivinicolo con l'eccellenza gastronomica, con i grandi chef, ma soprattutto il focus sul vino del territorio, non solo il sud-ovest dell'Etna, ma tutto il territorio vulcanico in grande espansione a confronto con i grandi territori del vino italiano. L'evento, oltre ad allietare e allenare i palati dei partecipanti, è anche un momento di confronto fra il mondo della vitivinicoltura
l'agricoltura, il giornalismo enologico, gli operatori del settore, la comunicazione e il marketing. Non solo Etna, la 3 giorni sarà un'occasione per esplorare altre realtà vitivinicole dentro e fuori dai confini siciliani. Questo versante sud-ovest dell'Etna, che ha un'esposizione solare unica al mondo, riesce a regalarci delle eccellenze e noi dai vini, dal nostro vino vogliamo rilanciare il territorio. Tra gli altri ospiti d'eccezione della 4ª edizione, lo chef stellato Pino Cuttaia, che ha portato in tavola 2 piatti iconici. Uno alla crème brûlée di polpo con una crema di cavolfiori, dove ho estratto la pelle del polpo per raccontare che la massima espressione di un gusto è proprio nella pelle. Adesso una breve pausa e poi il calcio, parleremo della vittoria del Catania e degli impegni di Trapani e Siracusa. A tra poco. Eccoci al calcio, il Catania vince con pieno merito a Giugliano e rilancia la sua candidatura per il vertice del campionato. Domenica prossima al Massimino arriva la Salernitana. L'inviato Marco Carli. La Salernitana è avvisata, il Catania fa sul serio. In vista del big match di domenica al Massimino, gli etnei si sbarazzano senza neanche troppo penare del Giuliano, con un piglio da grande, avvio veemente, primo tempo dominato e poi controllo con un solo rischio fino al gol finale. Toscano sorride. Ma sì, ma tutti mi vedono come un allenatore burbero, un allenatore. I ragazzi invece lo sanno. Ultimamente gli ho detto divertitevi a giocare, divertitevi, fate quello che fate in allenamento, perché però vincendo poi ti diverti di più. Il primo tempo, come detto, è un assolo etneo. Il gol splendido di Lunetta rompe subito l'equilibrio e racconta del periodo d'oro del giocatore che va al di là dei 6 gol segnati. La sua partita è un continuo di strappi e ripiegamenti, tutto con giudizio ma sempre con tempestività. Così come è stato tempestivo Forte quando alla seconda occasione è riuscito a tornare al gol. Importante per un attaccante, come sempre, più di ogni cosa, ma dalle dichiarazioni emerge la forza del gruppo. Ce lo siamo detti prima della partita, è importante trovare l'alchimia, è importante avere fiducia non nel singolo ma nella squadra, nel reparto, cioè essere un reparto forte. Se non fosse per Cicerelli che si è fermato sarebbe stato tutto perfetto, compreso il ritorno al gol di Jimenez dopo il palo di stoppa. E ora il periodo dei big match, prima Salernitana e poi Benevento. Non saranno determinanti le partite, sarà determinante come uscirai da queste 2 partite, a prescindere dal risultato, la percezione che darai al campionato da queste 2 partite, quello mi interessa di più. Per il Trapani oggi trasferta in Campania contro la Cavese, torna in casa invece il Siracusa che ospita al De Simone il Sorrento. Sergio Colosi. Avversari campani e concorrenti diretti per Trapani e Siracusa, chiamati oggi a vincere per lasciare la coda della classifica. Granata senza successi da 28 giorni impegnati a Cava, azzurri al De Simone contro il Sorrento. Nel Trapani non convocati Nicoli e Vasquez, recuperati Salines, Giron, Carriero e Fischnaller. Fuori casa chiaramente giocando con una diretta concorrente, con una squadra che sicuramente ci metterà alle corde, chiaramente saremo un po' più attendisti, ma non significa difenderci bassi nei 16-18 metri, ma cercando invece di andare a sollecitare, di andare a sfruttare quelle che sono le caratteristiche migliori in funzione di chi giocherà, che ancora ad oggi non ho deciso, e quindi in base agli uomini che metterò in campo sicuramente avremo l'atteggiamento consono per cercare di mettere in difficoltà la Cavese. Spareggio salvezza anche per il Siracusa contro un Sorrento in serie utile da 4 giornate. Abbiamo degli avversari che come noi hanno assolutamente bisogno e voglia di fare punti, oltretutto incontriamo una squadra che sa il fatto suo, che gioca a calcio, quindi ci aspetta sicuramente una partita molto battagliera. Vogliamo sicuramente rimediare a quello che abbiamo fatto scorsa settimana. Io è da una settimana che sto veramente male. 23 convocati da Turati, assenti Alma, Job, Sciapola e Gudelevicius, in campo dall'inizio Zanini, Bonacchi e Molina. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona domenica.